Questa settimana siamo a Gaiba, Alto Polesine, nel fronte Po, sinistra Po, è una città molto molto piccola, non è che 1000 abitanti, tra l'altro siamo in un gruppo di città veramente molto molto piccole. È una città che tra l'altro non c'è una banca, non c'è neanche un bancomat, c'è solo un piccolo supermercato, è su una strada importante, la via Ridania, ma la cosa che più ci ha stupito è che ci sono più associazioni forse che persone, quindi c'è un tessuto di solidarietà importante che fa di questa città anche una città molto molto interessante. Andiamo naturalmente a scoprire un po' di cose su Gaiba, cominciando con il sindaco. Andiamo. Nicola Zacca, sindaco di Gaiba. Gaiba 1000 abitanti, uno dei più piccoli paesi della provincia di Rovigo. Cosa vuol dire fare il sindaco per una città di 1000 abitanti? Buongiorno a tutti. È sicuramente un'attività molto impegnativa che nasce dalla passione per il bene comune e la volontà comunque di lasciare qualcosa al proprio territorio, quindi andare ad incidere, trasformare con la quotidianità, la realtà in cui si vive. C'è bisogno ovviamente di una squadra coesa, dove ognuno comunque gioca la sua partita, perché è molto impegnativo dal punto di vista del sociale, gestire veramente tanti ambiti con poche risorse sia in termini economici che dal punto di vista del personale. E poi c'è un lavoro ovviamente di squadra anche con l'associazione del territorio, con i cittadini che si spendono comunque per le attività della comunità, però al tempo stesso dà molta soddisfazione perché quando si vedono i risultati magari che sono il frutto di lavoro anche dopo anni, penso ad esempio ai lavori della scuola che abbiamo concluso, della scuola primaria proprio nelle settimane scorse con l'inaugurazione alla presenza delle autorità locali, regionali, nazionali. È stato un lavoro di 5 anni dalla ricerca dei fondi, la progettazione, l'affidamento lavori, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è sicuramente molto impegnativo, ma dà anche tanta soddisfazione. Siamo in pochi, però si sta bene. Lei dice pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sì, adesso si sta evolvendo perché sono state vendute case. Il paese, dato che ci sono i prezzi molto appetibili, sono venute qualche famiglia nuova e noi siamo contenti. Anzi, è nato un bambino, sì, un bambino che si chiama Nicolas. Nella casa, lungo là di là, che c'era un signore che aveva una bellissima villa. Nicolas si chiama. E noi ci auguriamo che in futuro Ne arrivano degli altri. arrivano giovani. 1000 abitanti, probabilmente avete anche voi il problema di una società che invecchia, o sbaglio, o siete in controtendenza? Allora, negli ultimi 5-6 anni rimaniamo pressoché stabili come numero di residenti, siamo attorno ai 950 residenti a Gaiba. C'è sicuramente un invecchiamento un po' in generale, insomma, in tutta Italia, e in particolare insomma, i dati del Polesine sono i più allarmanti perché c'è una denatalità imperante, magari i giovani se ne vanno fuori in altre province, in altre regioni. Però ecco, quello che vediamo qui in controtendenza, magari rispetto ad altre realtà, è che il mercato immobiliare è pressoché crollato rispetto. Marco Toboni, Croce Blu. La Croce Blu, abbiamo fatto un paio di interviste, è importante in questa cittadina che abbiamo già sottolineato, con molte associazioni che fanno anche da collante per una città che ha pochi servizi, un piccolo supermercato, forse neanche una banca. C'è una banca, no? Assolutamente no, neppure il bancomat. Non c'è neppure il bancomat. Detto questo, voi sopperite a questa mancanza come associazioni? Sì, noi svolgiamo diverse tipologie di servizi dal 2003, quindi siamo prossimi ai 23 anni di fondazione l'anno prossimo. E diamo servizi alla popolazione che siano quelli di trasporto, quelli di servizio infermieristico domiciliare, servizio prelievi, abbiamo fatto accompagnamento scolastico per la scuola media di Ficarolo e insomma ci sentiamo importanti per le esigenze dei residenti di Gaiba. Ecco, lei è sufficientemente giovane, sufficientemente giovane, e in una città che fondamentalmente è molto anziana. Ci sarà ricambio generazionale quando appunto diventerà anziana anche lei? Potrebbe esserci un ricambio generazionale se aumenteranno i servizi offerti per le persone che decidono di abitare a Gaiba. Quindi anche una famiglia ha bisogno di servizi essenziali, altrimenti purtroppo o continua a spostarsi o sceglie altri paesi con cui abitare. Vi sentite di più
Rodigini o ferraresi? Siamo un ibrido, no? Sì. Siamo un po', potrei fare una battuta, un po' come i curdi, no? Quelle terre che poi i popoli non vengono riconosciuti, non li vuole nessuno, no? A parte le battute, ovviamente l'attività insomma, amministrativa, locale, eccetera, è nel circuito rodigino, polesano, però ecco, i ragazzi, i giovani, la maggior parte studiano a Ferrara, quindi alle scuole superiori, e tanti all'Università a Ferrara. È rimasto questo dialetto della cosiddetta Transpadana ferrarese, quindi territori che vanno più o meno insomma, da Melara a Polesella, circa la Riviera Schia al Po, e quindi è rimasto anche perché c'è comunque una vicinanza geografica, ecco, con la città di Ferrara anche per dei servizi. Dopodiché insomma, l'attività locale amministrativa ovviamente insomma, all'interno del Polesine. Occhiobello ha avuto anche una crescita urbanistica importante per la vicinanza di Ferrara. Voi non avete avuto quest'onda? Allora, diciamo che la posizione geografica di Santa Maria Occhiobello sicuramente è stata strategica per uno sviluppo urbanistico veramente eccezionale negli ultimi 30 anni circa. Noi quello che abbiamo avuto magari è in questi anni un po' l'onda lunga della ricerca di immobili, anche se magari non così vicini a Ferrara, però sicuramente a un prezzo molto competitivo rispetto alla qualità degli immobili stessi. Faccio un esempio, si comprano case indipendenti con giardino per cifre anche attorno ai 70.000, 100.000 euro in buono stato, già agibili. Ecco, sono prezzi che sono totalmente fuori mercato rispetto alle abitazioni di nuova costruzione. Ecco, la vicinanza di Ferrara ne abbiamo parlato. Rovigo, avete anche voi il problema di altre città, voi confinanti, con le strade e i mezzi di comunicazione che sono carenti? Sicuramente c'è un problema strutturale in merito ai trasporti pubblici che sono un po' carenti, quindi chi non è automunito ha difficoltà a spostarsi all'interno della provincia, che appunto è spalmata di gran lunga insomma, da est a ovest. Diciamo che negli anni sono mancati degli investimenti a livello di viabilità che invece sono stati fatti ad esempio in altre province. Penso ad esempio a tutti i miliardi di euro investiti nella Pedemontana, mentre qui aspettiamo ancora da decenni il congiungimento della 31 con l'Eridania, e quindi andrebbe a collegare questi due assi che non sono solo del Polesine, ma sono un po' la cerniera del Veneto rispetto alle altre regioni, dicasi anche per la Nogara Mare, quindi che possa arrivare fino ad Adria, come le bretelle per la strada romea, che congiungerebbero appunto la parte più diciamo vicina al mare. Mancando questi investimenti, soprattutto anche per la rete ferroviaria, che è pressoché quasi assente insomma, all'interno della provincia, limita fortemente insomma, la viabilità, ma anche l'investimento magari di nuove aziende e anche nuovi residenti. Città fondamentalmente molto piccola, sotto i 1000 abitanti, però un sacco di associazioni, cioè avete più associazioni che abitanti quasi? Sì, perché abbiamo brava gente. Io no. Lei scommetto che fa parte di qualche associazione? No, io sono anziana e non ho di che accudirmi a me per adesso. Anzi, le associazioni mi hanno accudito in momenti difficili di un po' di salute che ho superato abbondantemente, ed è un bel appoggio alla Croce Blu in particolare, e siamo contenti. Questo è il nostro vivere. Io sono nata qua, sto qua e rimarrò qua. Venire qua in questo paese dove effettivamente siete l'unico negozio, non ci sono grandi servizi, c'è una posta appena appena, come ti sei trovata? Per il momento benissimo, ci siamo trovati benissimo, subito accoglienti, tutto bene. La clientela è mediamente anziana oppure ci sono anche dei giovani che... Anche anziani, ma più anziani che giovani, perché il paese è piccolo, quindi più anziani che giovani. Considerare forse la provincia di Rovigo, qualcuno l'ha detto dei suoi colleghi, una Cenerentola nel panorama veneto in particolare, o cosa? Sicuramente bisogna battere i pugni sui tavoli che contano. In questi anni evidentemente la rappresentanza politica, ma lo dicono i risultati, sì. Infatti, non sicuramente l'opinione del sottoscritto, non si è riusciti a portare a casa dei progetti importanti sulla viabilità. Centrodestra ha governato la regione negli ultimi 30 anni, però a livello di infrastrutture nella nostra provincia
non ne abbiamo viste di fatto. Parliamo di Gaiba, che sicuramente è stato una cosa che ha portato agli onori della cronaca la vostra città. Sì, diciamo che è stata un'esperienza veramente fantasmagorica, perché ha riunito, ha coagulato tante forze dalla provincia, la regione del Veneto, Confindustria, tanti partner territoriali, la Federtennis e così via, e facendo squadra si è riusciti a realizzare un evento veramente eccezionale, l'unico nel panorama sicuramente nazionale ma anche oltre, e aveva trasformato Gaiba nel più piccolo comune al mondo a ospitare un torneo di quel livello professionistico del circuito maggiore, tant'è che anche Sara Errani, che aveva vinto l'oro olimpico, aveva giocato da noi le 3 edizioni. Purtroppo le spese erano veramente importanti e quindi ora la società è in fase di chiusura. Stiamo cercando di rilanciare il progetto, creando una nuova associazione locale con volontari appassionati non solo di Gaiba ma anche del resto del territorio, e sicuramente la volontà è quella di rilanciare un progetto e ovviamente in base alle risorse creare l'evento che possa essere congruo. Secondo lei perché la provincia di Rovigo è così difficile far emergere le nostre peculiarità? Allora, sicuramente abbiamo numeri più limitati rispetto alle altre province. Insomma, tutta la provincia di Rovigo fa più o meno gli abitanti della città di Padova, ecco, per dare un paragone. Bisognerebbe spingere molto di più in termini di comunicazione, di promozione turistica. Questa è una competenza regionale e quindi speriamo, ecco, che nei prossimi anni ci sia uno slancio e un rilancio, perché il territorio che comprende 50 comuni nella nostra provincia ha veramente delle ricchezze, delle unicità che sono poi riconosciute quando le vengono a scoprire anche turisti dall'estero. E poi abbiamo una posizione strategica dal punto di vista geografico che è veramente di rilievo. Sicuramente c'è bisogno di investire sulla viabilità, al tempo stesso per gli stranieri spesso o vengono in macchina o noleggiano comunque mezzi, ecco, per poter spostarsi con una certa agilità. Però diciamo che dal punto di vista delle potenzialità ce le abbiamo tutte, pensiamo anche all'opportunità, dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno, di far rientrare altri comuni come Gaiba e altri paesi rivieraschi fino a Crespino, Villanova Marchesana, all'interno del MAB UNESCO. Sono nata a Trieste, ho vissuto a Zagabria tanti anni, che ho fatto il liceo, e dopo sono tornata da mia nonna a Trieste ho incontrato mio marito che era di Gaiba, che ha detto abito a Ferrara, invece dopo sono arrivata a Gaiba. Dice che ha fatto un piccolo inganno. Un piccolo inganno, e poi sono restare ancora qua. Ha un rimpianto di essere venuto a abitare a Gaiba? No, veramente no. Si sta bene. Ci sta bene, brava gente, e sono contenta perché in città ti devi chiudere in casa. Io vengo da Zagabria, una città, Trieste, un'altra grande città, però qua a Gaiba mi sono abituata bene. Gaiba è un paese piccolo, però si sta bene, nel senso la qualità della vita è buona, è un paese tranquillo, ci si rilassa. Sì, non ci sono tutti i servizi di cui si potrebbe avere bisogno nel 2025, però siamo in una posizione geografica abbastanza comoda per raggiungere i centri più importanti come Ferrara, Occhiobello, Rovigo oppure anche Verona. Ecco, secondo te cosa bisognerebbe fare per creare un po' più appeal per questa città? Per portare un po' gente? Sicuramente aumentare i servizi offerti alla popolazione residente. Questo secondo me è il motivo principale. 13 anni, come vede Gaiba? Ovviamente la vedo con un'opportunità di crescita in termini di comunità, la coesione sociale, le attività, gli eventi per le associazioni, per la comunità sono veramente fondamentali per cercare di creare un benessere, una qualità della vita, un benessere soprattutto relazionale. Siamo in un territorio che è sicuramente fragile, dal punto di vista anche degli indici, ecco, di denatalità, di invecchiamento della popolazione, però vediamo che negli ultimi anni comunque c'è un progressivo riprendere l'occasione e l'opportunità di andare a investire nelle aree rurali, soprattutto per il discorso dell'abitare, perché comunque c'è una qualità della vita maggiore, c'è meno stress rispetto alle città. E
credo che questo trend possa proseguire anche nei prossimi anni. Puntata finita, che dire, anche Gaiba la spuntiamo, l'abbiamo fatta, la settimana prossima siamo ancora qua in Alto Polesine e da Leandro Maggi come sempre è un piacere stare con voi, grazie che ci seguite tantissimo, ciao ciao!